Si è svolto ieri mattina, in occasione della 50ª edizione della Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle, il convegno organizzato da Union Mare Veneto dal titolo Sinergie tra enti locali e imprese turistiche per lo sviluppo e la tutela della costa veneta. L'evento ha voluto essere un momento di confronto nel quale associazioni del comparto balneare, tecnici, amministrazioni e regione potessero interrogarsi sul futuro delle spiagge venete, al fine di individuare le migliori strategie per convogliare maggiori risorse economiche alla difesa e allo sviluppo delle spiagge. Un tema particolarmente importante e molto sentito dagli imprenditori del turismo, alla luce anche dei gravi danni provocati dalle mareggiate dello scorso novembre. La balneazione attrezzata costituisce l'elemento più importante del turismo italiano. Il turismo italiano riguarda oramai il 13% del PIL, il 14% della forza lavoro. Stiamo parlando dell'elemento più importante dell'economia del nostro Paese che vive una situazione drammatica. Io mi auguro che il governo italiano si renda conto dell'urgenza e della necessità di adottare tutti quei provvedimenti che mettono in sicurezza questo settore strategico per l'economia del nostro Paese. La consapevolezza della scarsità delle risorse naturali, della fragilità del nostro sistema costiero deve essere un campanello d'allarme. Dobbiamo capire che le coste vanno tutelate per tutelare il fenomeno turistico. Se non c'è spiaggia, non c'è fenomeno turistico, verrebbe a mancare una parte fondamentale di quella che è di fatto la prima industria della nostra regione. Veneto, motore turistico d'Italia, ricordiamolo, di questo primato la costa veneta rappresenta un 50%, è arrivato il momento di mettere sul piatto un'attenzione sempre maggiore per quello che è uno dei comparti più importanti e strategici dell'economia del nostro territorio. Vice Governatore, sinergie per la salvaguardia e la tutela della costa, ci sono dei progetti a livello regionale? C'è uno studio del 2016 importante fatto dal professor Wall e dall'Università di Padova, che è stato commissionato proprio dalla Regione, dal collega ovviamente Bottacin, che ha questa delega. Ha bisogno di un restyling, di un aggiornamento, soprattutto dopo le vicissitudini che abbiamo vissuto in questi anni con Vaia, insomma, in particolar modo, però è già una partenza sulla quale già ci sono appunto dei lavori importanti con le strutture regionali. Si tratta appunto di aggiornarlo, ma soprattutto poi di capire se all'interno di questo restyling, aggiornamento dello studio si possono anche fare degli progetti sperimentali e quindi mettere in moto delle azioni che possono contrastare l'erosione costiera, perché come dicevo nell'intervento il biglietto da visita per i nostri operatori, per le spiagge e per il mondo del turismo è la spiaggia, non può essere la cartolina devastata da un'erosione costiera, per cui c'è bisogno di intervenire, c'è bisogno di cominciare a mettere mano ai cosiddetti progetti strutturali. Questi progetti strutturali partono appunto da finanziamenti, ma i finanziamenti, è un cane un po' che si morde la coda, i finanziamenti non partono se non ci sono i progetti pronti. Quindi questo studio è importante, questo aggiornamento ci consentirà di creare il progetto pronto, adeguato, cercare col commissario, quindi col presidente Zaia e con quelle risorse che è stato in grado di portare a casa dal governo, ricordo 1 miliardo in 3 anni, di mettere mano a queste risorse per cominciare a fare progetti strutturali e sperimentali.